È bello rifugiarsi anche nella fantasia. Molte volte io racconto una cosa dei cammelli. C'erano questi due cammelli, il cammello bambino e il cammello papà. Il cammello bambino fa le domande come tutti gli altri bambini, ovviamente. Papà, ma perché abbiamo questa gobba grande grande che ci dicono che siamo di Livorno, sul Gobbo di Livorno? No, abbiamo questa gobba. La gobba ce l'abbiamo perché noi cammelli dobbiamo fare molta strada nel deserto. Nel nostro approvvigionamento d'acqua ci permette di camminare giorni nel deserto. Ascolta, queste ciglia e l'unghie che abbiamo in faccia, le ciglia lunghe, perché noi camminando nel deserto abbiamo questa sabbia balorda che ci viene sempre addosso, con il vento arriva la sabbia negli occhi e noi con le ciglia ci copriamo gli occhi perché gli occhi sono sensibili e non devono prendere tutta la sabbia che arriva. E perché abbiamo questa pelle dura, d'ostara, leggia, ma brutta, anche per quello, perché noi camminando nel deserto dobbiamo avere la pelle dura perché ci possono essere altri animali che ci aggrediscono, altri animali, noi siamo animali da deserto, siamo sempre nel deserto e nel deserto con tutto il caldo che fa la pelle deve essere forte. Papà, mazzetta buggino ci vai a usare il circo Orfei.